Quest'anno di immobilismo c'è una cosa che mi è veramente tanto mancata, che è il viaggiare. Io non mi considero un grande viaggiatore, ho girato pochissimo, dai, rispetto a quello che vedete sul web. Ci sono persone che hanno girato tutto il mondo a 30 anni, io veramente non mi considero nessuno, però tipo comunque quel poco che sono riuscito so che me lo sono sempre portato nel cuore e soprattutto lo considero la cosa più bella che si può fare con i propri soldi. Cioè, secondo me viaggiare è indispensabile, è una cosa che proprio sento che bisogna fare per migliorarsi. Comunque, a parte questo concetto diciamo romantico, ma potrebbe anche essere banale, dai, perché comunque a tutti piace girare, c'è poche persone che gli piace stare nella propria stanza. C'è una cosa, un lato negativo secondario secondo me rispetto a questa cosa qua. È una cosa che ho notato tantissimo e me ne sono accorto da quando facevo l'università. Per chi non lo sa, io ho studiato design di prodotto è dentro architettura e praticamente devi fare tutta una serie di esami creativi progettuali in cui di solito c'è un brief tipo devi ripensare questo tipo di oggetto, devi fare questo tipo di grafica, devi fare questo tipo di comunicazione e generalmente quindi c'è sempre uno sforzo creativo dietro, non c'è una guida per arrivare da un punto A a un punto B, ma diciamo fa parte anche del tipo di lavoro e di creatività successiva, insomma, che tu devi, come dire, fare una proposta creativa sul brief che ti veniva proposto. Io spesso avevo questo problema che in aula non riuscivo a tirar fuori niente di buono, cioè sarà stato perché c'era un po' di casino, perché comunque magari avevo un sacco di persone quindi mi piaceva chiacchierare e tutto, però non trovavo mai questo stimolo, ma generalmente anche se mi impegnavo tanto non riuscivo proprio a tirar fuori un concetto importante, un concetto significativo. Mi venivano fuori veramente le idee più banali, non ero mai soddisfatto di quello che riuscivo a produrre in aula. Poi tra l'altro era ancora peggio perché allora quando non mi veniva nessuna idea dicevo vado un pochino a vedere su internet, magari cerco qualche paginetta che mi può ispirare, vado su Pinterest, vado su Instagram. E poi aspetta, Instagram non c'era neanche ancora, ormai sono tipo vecchio, non c'era neanche Instagram, ma forse non c'era neanche Pinterest, adesso che ci penso. Vabbè, andavo su Google Immagini, quello sono sicuro che esisteva, cercavo un po' di immagini, mannaggia, cioè alla fine anche davanti a un monitor sei fermo, sei statico, non mi veniva nessun tipo di idea, banale, mediocre, e non ero neanche soddisfatto. Tra l'altro dopo entri in quel loop in cui non ti viene un'idea, per cui ti senti un po' triste, quindi pensi che non sia all'altezza, quindi c'è tutto questo susseguirsi veramente negativo del flusso di lavoro. Bene, ho notato che quando viaggiavo, ma viaggiavo non significa prendere l'aereo e andare via, anche semplicemente fare una passeggiata, staccarsi, ma che fosse un posto nuovo, quindi una via diversa che non avevo mai fatto a piedi eccetera, mi aiutava tantissimo. Non lo so dal punto di vista, diciamo, se è una cosa magari mia mentale o se ha un senso, però insomma più stavo in ambienti nuovi, più ad un certo punto, anche quando non ci pensavo, tac, finalmente l'idea per quel progetto. Questa cosa qua all'inizio pensavo fosse un po' un caso, cioè l'esame difficile che non riuscivo a portare, diciamo, a casa, che comunque non riuscivo a trovare quell'idea, era tutto banale. Fatalità, faccio un viaggio in Spagna, vado in Francia, vado anche in un paese italiano che non ho mai visto, faccio un giro in bicicletta per una via sconosciuta e questa cosa qua mi aiutava e comunque i risultati si vedevano, cioè era proprio quel piccolo salto in cui passavo da un'idea banale che non riuscivo neanche a concretizzare perché comunque non mi piaceva e non era proprio il lampo di genio, dai, quella sarebbe bellissimo, purtroppo il genio non sono assolutamente, però comunque ti veniva, magari riconoscevo che era un'idea più interessante, era un pochino più ad ampio respiro, un pochino di più di spessore e questa cosa qua in verità quando l'ho notata è diventata la mia arma secondaria, cioè sapevo che ogni volta che mi bloccavo dal punto di vista dello studio, il viaggio inteso come vado in un posto nuovo era esattamente l'escamotage che mi faceva staccare per qualche giorno e ad un certo punto sono sicuro al 100% che mi veniva fuori un qualcosina di nuovo. L'unica volta che non l'ho fatto mi hanno bocciato l'esame. Vabbè, questa qua tra l'altro è una bellissima storia, magari ve lo racconterò in un altro video. Non lo so appunto se è una cosa scientifica, se è una cosa legata solo a me, se è una cosa che tra l'altro mi piace molto stare in posti nuovi, quindi mi stimola di più, però posti nuovi, persone nuove, cose che non ho mai fatto, in generale dal punto di vista creativo mi tornava sempre indietro, venivano fuori veramente le cose più interessanti e quest'anno secondo me la non possibilità di muovermi
la sento un po' sofferente, cioè l'unica fonte di ispirazione sta diventando il monitor del mio schermo, perché comunque non puoi girare tanto, tutti i posti attorno a casa li conosci, è difficile che comunque non trovi una cosa che conosci nel raggio di 50 km, e anche perché vivo in un paesino veramente piccolissimo. La sento limitante, infatti non vedo l'ora che ci si può un po' muovere, non solo per la curiosità di vedere posti nuovi, ma per rientrare in un processo creativo un po' più interessante. Ecco, questo secondo me è un tema che tanti stanno sottovalutando, cioè l'immobilismo dal punto di vista creativo non fa di certo bene, lo sto sentendo io, e c'è questo bisogno di girare, c'è questo veramente bisogno di vedere posti nuovi, e in verità non c'è tanto da aggiungere, spero semplicemente che si possa ritornare a girare con tranquillità. Stavo pensando a dicembre dello scorso anno, sono stato tra dicembre e gennaio, sono stato a Londra e ho visto una mostra del Tate bellissima, e so che da quella cosa lì mi era venuta un'ispirazione per fare tutta una serie di foto stampate, per provare a fare un nuovo tipo di lavoro, e quella roba lì mi è venuta lì. Era banale l'idea, cioè non era nulla di che, però anche quella mi è venuta a fatalità dopo qualche giorno che ero in giro, e è interessante secondo me questa cosa qua, quindi non vedo l'ora di potermi muovere tranquillamente, di prendere un biglietto aereo, un treno, di vedere un posto nuovo, perché riuscire a vedere posti nuovi quando davamo per scontato che si poteva fare, che adesso non si può più fare, dal punto di vista lavorativo, perlomeno il mio personale, non vedo l'ora, so che sarà bellissimo.